Come ogni estate tornano i casi di virus West Nile, il virus trasmesso dalla zanzara comune. I primi 2 casi registrati in Veneto arrivano dalla Bassa Padovana, 2 anziani di 73 e 86 anni che sono stati colpiti da meningoencefalite e sono ricoverati nel reparto di neurologia all'ospedale di Schiavonia. È un dato che non ci sorprende in quanto già da un paio di settimane erano stati registrati nella parte sud della regione del Veneto delle zanzare con il virus, quindi trovando zanzare con il virus era verosimile pensare che alcune di queste potevano pungere soggetti fragili che manifestavano poi sintomi di malattia. È il caso appunto di queste 2 persone ricoverate con sintomi neurologici. Nella maggioranza dei casi il virus West Nile non ha sintomi, che invece si manifestano nelle categorie più fragili. Le condizioni di salute degli anziani attualmente ricoverati sono stabili. Essendoci le zanzare infette, quelle della protezione personale con i repellenti, le maniche lunghe, i colori chiari e la zanzariera se si dorme la sera con le finestre aperte sono sempre le indicazioni fondamentali per proteggere la propria salute. Per evitare di essere punti dalle zanzare ci sono regole semplici come usare repellenti e vestirsi con abiti che coprono braccia e gambe se si esce dopo il tramonto o se si frequenta luoghi come orti dove le zanzare sono molto diffuse. In casa dotarsi di zanzariere e svuotare sempre sottovasi e ciotole di animali dove resta l'acqua stagnante.